Opere pubbliche ai tempi della crisi e del patto di stabilità. Potrebbe essere questo il titolo ideale dell'incontro che si è tenuto nella sede centrale di Veneto Strade a Mestre tra l'assessore regionale alla mobilità Renato Chisso, il capogruppo del PDL in Consiglio regionale Dario Bond, il sindaco di Feltre Paolo Perenzin e l'assessore comunale ai lavori pubblici Adis Zatta. La riunione, diciamolo subito, è stata positiva. La viabilità di Feltre ha evidenti criticità e sono sotto gli occhi di tutti, spiega il sindaco di Feltre Paolo Perenzin. Abbiamo trovato una soluzione positiva grazie appunto alla mediazione del consigliere Bond. Quando le istituzioni fanno squadra davvero si portano a casa i risultati poi concreti per i cittadini. L'attenzione in particolare è stata posta sulla rotatoria di Viale Fusinato, quella per intenderci vicino alla caserma dei Vigili del Fuoco, e su alcuni interventi prioritari per la sicurezza idrogeologica e viaria del territorio comunale, soprattutto lungo la strada panoramica. Criticità note messe a dura prova dal maltempo della stagione autunnale e invernale. Dopo un confronto con i tecnici di Veneto Strade, l'assessore regionale Chisso si è impegnato a trovare le risorse necessarie. Resta però il problema di fondo, cioè il patto di stabilità. Questo patto di stabilità micidiale che sta un po' costringendo tutti a non investire o a investire praticamente con dei parametri e con dei vincoli molto molto pesanti, ci porta essenzialmente a fare delle scelte. Ad occuparsi della quantificazione delle risorse necessarie della lista delle priorità sarà l'assessore comunale Zatta, che nei prossimi giorni effettuerà una ricognizione e comunicherà l'esito agli uffici della Regione. Questo è un primo passaggio che abbiamo fatto, i prossimi saranno più di ampio respiro. Questa è emergenza. Nei prossimi mesi faremo un incontro importante per capire cosa possiamo fare per decongestionare Feltre, un po' di traffico e anche di un po' di pericoli.